Si torna nella cornice di Forni per vedere questa amichevole tra Udinese e Monfalcone, squadra che l'anno scorso militava in eccellenza ed è stata appena promossa in Serie D. Battuta ad uscire, il colpo di testa ad allontanare l'area da parte di Marsura, il tiro da lontano di Milanovic, incrocio dei pali clamoroso del Monfalcone con Milanovic dalla distanza, un sinistro eccezionale. Batte Lucas Evangelista nella zona di Joao, palo incredibile da parte di Joao e l'Udinese che quantomeno pareggia il conto dei legni. Pontisso, lo scambio, ancora Pontisso, che gran conclusione da parte di Simone con la sfera che finisce non lontana dal palo, poi il 5 proprio con Sissoko che aveva in qualche modo armato il destro di Pontisso, ancora una volta vicina al gol. L'Udinese ancora con un ispirato Pontisso, contento che non ha dovuto impegnarsi, ha dovuto soltanto ringraziare il legno nella prima occasione e la palla che è uscita nel secondo. Smith la può mettere in mezzo, contento, l'allontana, ancora un palo questa volta di Alex Geico. Dicevamo di Contento che non si era ancora sporcato i guanti, qui lo ha fatto anche molto bene, però sulla sua respinta è stato lesto Geico, anche se sfortunatissimo. Marsura, ancora lui, servizio per Geico che prova a chiudere il triangolo con Marsura, si immola Miraglia, splendido intervento difensivo da parte del numero 2 del Monfalcone che evita un gol che sembrava praticamente fatto di Marsura, che si era liberato bene. Faraoni, subito la palla a cercare Geico che con la testa la lascia lì per Evangelista, la sterzata di Lucas che adesso ancora effettua una finta, vuole liberare il sinistro, la palla che si spegne di poco sul fondo, ma che tiro ha fatto Lucas Evangelista, davvero uscita di millimetri. Secondo tempo della partita tra Udinese e Monfalcone, c'è stato qualche cambio anche nelle fila delle due squadre. Adesso Magnino che si propone in profondità, scambia benissimo con Lucas Evangelista che si guadagna lo spazio per il sinistro, poi Geico con il tocco sotto e che gran gol di Alex Geico, a cui spesso piace comunque deliziare la platea con questi cucchiai, in questo caso cucchiaino ma comunque efficacissimo di Alex Geico, che ha fintato di potenza ed è andato poi invece con il fioretto ad insaccare, palla che ha baciato il palo ed è finita in fondo al sacco. Magnino però ancora sulla sfera, è rimasto a terra Faraoni che si sta rialzando. Lucas Evangelista ancora una volta non si fida del suo destro, va sul sinistro, scambia con Marsura, doppio triangolo, Lucas Evangelista con il destro alla fine ha segnato. Dicevamo non si fida spesso del suo piede debole, in questo caso lo ha fatto molto bene, ma che azione con Marsura, davvero un'ottima trama composta dai due, una quasi sinfonia qui al campo di Forni di Sotto, bei triangoli, azione veloce e alla fine Lucas Evangelista non ha potuto sbagliare sotto porta. Geico, Faraoni si propone tutto campo, Marco adesso vuole piazzare il cross basso per Lucas Evangelista che prova con un gioiello Lucas Evangelista e trova la doppietta, la finta di aprire per Sissoko e invece un altro tocco beffardo che beffa Colin e trova quindi il 3-0. Lucas Evangelista sempre più straprotagonista di questa partita, un assist e 2 gol per lui. Miraglia, la zona di Bertoglia, buono il triangolo con Miraglia, rimorchio, non c'è nessuno e c'è il nuovo entrato Bezzo che segna immediatamente con il sinistro, sfruttando appieno quella che è stata una sponda fortunosa, e Bezzo che la mette in fondo al sacco. Gol pesante, gol importante per il Monfalcone, tutti che vanno ad abbracciare Bezzo. Vuole tirare Godias, vuole tirare anche Villanovic, sicuramente è più una mattonella per un mancino, ma il carisma di Godias è difficile da mettere in secondo piano, anzi no, la lascia Villanovic che trova l'angolino. Gran gol è quello del 3-2 da parte di Villanovic, e ancora una volta lo vado a straconfermare, un giocatore che ha fatto una splendida partita, migliore in campo dei suoi. Il cross per Godias, l'anticipo di Joao, ancora Godias per Isan, gli dice di no.
Sissoko gliela sporca, Godes ancora lì, basso, miracolo di Perisan su Rodic, e questo è davvero un paratone da parte di Samuele Perisan che tiene l'Udinese in vantaggio con le reti tutte nel secondo tempo. È andata sul 3-0, gol di Geiko al quarto della ripresa, al 12esimo Lucas Evangelista, al 19esimo ancora Lucas Evangelista. Poi ci ha provato il Monfalcone a rientrare in gara con il gol di Bezzo appena entrato al 26esimo della ripresa e quello di Villanovic 5 minuti dopo, un gol che sembrava praticamente fatto di Marsura che si era liberato bene. Faraoni, subito la palla a cercare Geiko che con la testa la lascia lì per Evangelista, la sterzata di Lucas che adesso ancora effettua una finta, vuole liberare il sinistro, la palla che si spegne di poco sul fondo, ma che tiro ha fatto Lucas Evangelista, davvero uscita di millimetri. Secondo tempo della partita tra Udinese e Monfalcone, c'è stato qualche cambio anche nelle fila delle due squadre. Adesso Magnino che si propone in profondità, scambia benissimo con Lucas Evangelista che si guadagna lo spazio per il sinistro, poi Geiko con il tocco sotto e che gran gol di Alex Geiko, a cui spesso piace comunque deliziare la platea con questi cucchiai, in questo caso cucchiaino ma comunque efficacissimo di Alex Geiko che ha fintato di potenza ed è andato poi invece con il fioretto ad insaccare, palla che ha baciato il palo ed è finita in fondo al sacco. Magnino però ancora sulla sfera, è rimasto a terra Faraoni che si sta rialzando. Lucas Evangelista ancora una volta non si fida del suo destro, va sul sinistro, scambia con Marsura, doppio triangolo, Lucas Evangelista con il destro alla fine ha segnato. Dicevamo non si fida spesso del suo piede debole, in questo caso lo ha fatto molto bene, ma che azione con Marsura, davvero un'ottima trama composta dal palo. Poi il 5 proprio con Sissoko che aveva in qualche modo armato il destro di Pontisso, ancora una volta vicina al gol l'Udinese ancora con un ispirato Pontisso, contento che non ha dovuto impegnarsi, ha dovuto soltanto ringraziare il legno nella prima occasione e la palla che è uscita nel secondo. Smith la può mettere in mezzo, contento, l'allontana, ancora un palo questa volta di Alex Geiko. Dicevamo di contento che non si era ancora sporcato i guanti, qui lo ha fatto anche molto bene, però sulla sua respinta è stato lesto Geiko, anche se sfortunatissimo. Marsura ancora lui, servizio per Geiko che prova a chiudere il triangolo con Marsura, si immola Miraglia, splendido intervento difensivo da parte del numero 2 del Monfalcone che evita sta dai due, una quasi sinfonia qui al campo di Forni di Sotto, bei triangoli, azione veloce e alla fine Lucas Evangelista non ha potuto sbagliare sotto porta. Geiko, Faraoni si propone tutto campo, Marco adesso vuole piazzare il cross basso per Lucas Evangelista che prova con un gioiello Lucas Evangelista e trova la doppietta, la finta di aprire per Sissoko e invece un altro tocco beffardo che beffa Colin e trova quindi il 3-0. Lucas Evangelista sempre più straprotagonista di questa partita, un assist e 2 gol. Si torna nella cornice di Forni per vedere questa amichevole tra Udinese e Monfalcone, squadra che l'anno scorso militava in eccellenza ed è stata appena promossa in Serie D. Battuta ad uscire, il colpo di testa ad allontanare l'area da parte di Marsura, il tiro da lontano di Villanovic, incrocio dei pali clamoroso del Monfalcone con Villanovic dalla distanza, un sinistro eccezionale. Batte Lucas Evangelista nella zona di Joao, palo incredibile da parte di Joao e l'Udinese che quantomeno pareggia il conto dei legni. Pontisso, lo scambio, ancora Pontisso, che gran conclusione da parte di Simone con la sfera che finisce non lontano